Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura giallo a Palermo, dove è stato trovato il cadavere di un 52enne all'interno della sua barca a vela che era ormeggiata al porto. Il decesso risalirebbe a 5-6 giorni fa. Si attende l'esito dell'autopsia per accertare le cause esatte della morte. Padre e figlia sono rimasti feriti durante un parapendio per lo schianto contro la struttura metallica di un'ex discoteca a Milazzo, nel Messinese. A provocare l'incidente sarebbe stata una raffica di vento, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Chiuso un ristorante ad Aci Castello nel Catanese per gravi carenze igienico-sanitarie. A seguito di ispezioni, infatti, i NAS hanno riscontrato sporco incrostato da tempo, crepe fuori lungo i muri, ma anche escrementi di roditori sugli scaffali e una blatta morta in un contenitore di farina. Scoperto un deposito abusivo con oltre 2500 kg di fuochi d'artificio in un garage di un condominio a Catania. 2 uomini che ne avevano la disponibilità sono stati denunciati. E in chiusura il meteo continua il bel tempo in Sicilia. Per la giornata di domani non è prevista alcuna allerta meteo e il sole sarà il protagonista indiscusso. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata.